Spiazzati dal coronavirus, milioni di turisti ma anche migliaia di proprietari di appartamenti che avevano investito sull'attrezzare le loro case di bed and breakfast destinati ai visitatori di Venezia. Molte di queste case, al posto dei turisti, stanno invece ospitando operatori della sanità che continuano a lavorare tenendosi isolati dalle proprie famiglie. A primavera doveva sbocciare anche l'attività di una start-up, Fairbnb, che sotto forma di cooperativa strutturata in più nazioni nel mondo voleva dare un'impronta etica a questa forma di operare fra una forma di investimento e di imprenditoria turistica. Molti degli host che hanno scelto di cominciare questo percorso con una piccola startup come siamo noi sono famiglie, spesso monoreddito, che usano appunto l'affitto turistico in maniera integrativa. Per loro, più che per i grandi proprietari o quelli che hanno 3, 4, ma alle volte anche decine, centinaia di strutture, questa si sta rivelando come un periodo veramente critico e quindi vogliamo anche condividere con loro la possibilità che le cose possano andare meglio. La fiducia nel futuro è fondamentale in questo momento storico. Fairbnb vuole chiedere ai potenziali turisti di scommettere fin da ora in una futura vacanza in laguna, promettendo una contropartita solidale. Per Venezia abbiamo deciso di partecipare alla raccolta fondi istituita dalla Regione Veneto e quindi per chi viaggerà a Venezia quando finalmente l'incubo del coronavirus sarà passato, da subito, se prenota adesso, potrà contribuire alla lotta al coronavirus e poi recarsi in una destinazione che ha sicuramente bisogno di risollevarsi. Ma cosa differenzia la startup da altre strutture che si occupano delle prenotazioni turistiche nei B&B? Innanzitutto noi facciamo un controllo abbastanza serrato sugli host che possono mettere a disposizione le proprie strutture sulla piattaforma. Città per città definiamo dei criteri di sostenibilità e li applichiamo in maniera attenta. Quindi intervistiamo gli host, li conosciamo e li facciamo diventare parte della famiglia solo se sottostanno appunto a queste regole. A Venezia, ad esempio, abbiamo deciso di accettare solo degli host che hanno al massimo una casa sul mercato turistico e sono anche residenti nella città. Questo appunto per controbilanciare l'effetto potenzialmente negativo che può avere questa attività sul mercato della casa e sulla residenza.